C'era una volta, a Roma, un uomo di grande cuore e animo puro. Il suo nome era Anastasio, un pastore umile ma forte, scelto per guidare il popolo nel cammino della fede. Anastasio era conosciuto per la sua povertà, che non era segno di mancanza, ma di grande ricchezza spirituale. Viveva con semplicità, dando tutto ciò che aveva per aiutare chi era nel bisogno, e il suo cuore era sempre aperto verso chi cercava conforto e speranza. In quei tempi la Chiesa viveva momenti difficili. I fedeli erano confusi da scritti che cercavano di reinterpretare le parole sacre e molti si perdevano nella nebbia dei dubbi. Ma Anastasio, con il suo spirito pieno di luce, non si arrese. Sapeva che la verità non doveva essere nascosta, che le parole di Dio dovevano essere rispettate e amate come una fiamma che illumina l'anima. Un giorno, un uomo di nome Gerolamo, un saggio che dedicava la sua vita a tradurre la Bibbia, si rivolse a lui. Questo uomo era ferito nel profondo perché qualcuno aveva cambiato il senso delle scritture. Anastasio lo accolse come un padre accoglie un figlio, ascoltando con attenzione le sue parole piene di passione. Sentiva nel cuore che quella non era una semplice disputa, ma una battaglia per proteggere ciò che era sacro. Anastasio decise di agire. Scrisse a vescovi lontani, chiedendo loro di vigilare affinché la verità non fosse contaminata. Parlò con saggezza e convinzione, ammonendo che la fede doveva essere pura come una sorgente d'acqua cristallina. Quando ricevette alcuni scritti che lo fecero tremare per il loro contenuto, non esitò. Disse con fermezza che quelle idee non potevano trovare posto tra i credenti. La sua voce era un faro per chi cercava chiarezza e il suo coraggio ispirava chi lo seguiva. Ma Anastasio non era solo un uomo di parole. Durante le celebrazioni ricordò al clero che la lettura del Vangelo meritava rispetto, che dovevano alzarsi in piedi come segno di devozione. Stabilì anche che chiunque volesse servire la Chiesa dovesse dimostrare la propria fede con sincerità, per evitare che errori e inganni si diffondessero. Il popolo lo amava per la sua semplicità. Non viveva in ricchezze, ma aveva il tesoro più grande, la fede. Anche i santi che lo conobbero parlarono di lui come di un uomo speciale, un esempio di purezza e dedizione. La sua presenza era come un vento gentile che portava pace, ma anche come un fuoco che ardeva contro l'ingiustizia. Quando il pericolo si avvicinava a Roma, Anastasio pregava, non per sé, ma per i suoi fedeli, per la città e per la Chiesa. Sapeva che i tempi erano incerti, ma confidava che il Signore avrebbe dato forza a tutti. La sua vita, breve ma piena di significato, fu un dono che nessuno dimenticò. Ancora oggi, chi ascolta la sua storia sente nel cuore una scintilla di quella passione, di quell'amore che muoveva Anastasio. Un uomo che, pur nella sua umiltà, cambiò il destino di molti e lasciò un segno indelebile nella storia della fede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.